Danilo Verruso, è quasi tutto pronto, mancano gli ultimi dettagli per la nuova edizione di Oltre Vigata, un impegno culturale, un appuntamento importante non solo per Porto Empedocle che diventa momento di coagulo di tante iniziative interessanti come nelle altre precedenti edizioni. Assolutamente sì, siamo nuovamente per l'8ª volta come dire, in gioco. La nuova fiera è ancora più ricca e cercheremo comunque, come detto bene, di diventare coagulo di nuove attività possibilmente e anche di momenti di incontro che potrebbero essere produttivi per il nostro territorio. Le attività saranno tante, alcune le stiamo ultimando, altre come percorsi di inchiostro, chiaramente il nostro appuntamento annuale con nuovi attori e nuovi momenti teatrali. Non mancate, sarà il 19 maggio, la fiera sarà il 17, 18 e 19 maggio, percorsi di inchiostro, ripeto, 19 maggio, domenica mattina, mentre poi avremo già alcuni ospiti importanti quale Attilio Bolzoni, e la serata verrà coordinata da Onofrio Dispensa. Questo avverrà venerdì, sabato sera, mentre sabato mattina avremo un incontro molto importante con i comuni della fascia costiera della provincia di Agrigento e la capitaneria di Porto Empedocle, a cui parteciperanno le più importanti associazioni ambientaliste come Lega Ambiente, WWF, Mare Vivo, ARPA eccetera. Ci incontreremo e parleremo di plastic free e quindi di questa emergenza delle plastiche che va assolutamente combattuta e affrontata con determinazione. Sarà anche un momento per discutere della nostra fascia costiera. E poi il venerdì ci sarà il solito incontro con la medicina, ci sarà il dottor Alongi, cardiologo che ha avuto dei riconoscimenti internazionali per il suo operato, e venerdì mattina, sabato mattina poi ci saranno concerti di musica classica, i ragazzi dell'area studio, i ragazzi della scuola majorana eccetera eccetera eccetera. Insomma, tutto lascia presagire che sarà ancora una volta una bella manifestazione per Porto Empedocle. Una manifestazione che ha bisogno anche di un coinvolgimento finanziario. Ecco, quest'anno so che state avendo delle difficoltà, quindi facciamo un appello a sostenere questo momento culturale come... Quest'anno ad oggi, malgrado le numerose richieste inviate di contributo alla Regione e ai privati, non abbiamo avuto nessuna risposta e chiaramente siamo a 20 giorni dalla manifestazione, tutto diventa difficile da programmare, però stiamo facendo forza sulle nostre economie, stiamo spendendo tutto quello che abbiamo e per un altro anno probabilmente sarà anche molto difficile trovare i finanziamenti, però noi non ci arrendiamo e facciamo un appello alle istituzioni: non ci lasciate da soli, aiutateci e aiutate Porto Empedocle. Certo, momenti culturali che vanno anche condivisi. Momenti culturali che vanno anche condivisi e che cominciano anche a creare a poco degli indotti, un piccolo indotto, c'è chi ci fa i manifesti, c'è chi ci prepara i rinfreschi, c'è chi viene e quindi consuma al bar, insomma è davvero molto importante, anche il libro, le librerie coinvolte, le case editrici, insomma è un lavoro certosino che va fatto con pazienza e determinazione anno dopo anno, e quindi non lasciateci soli, dateci una mano e tutti quanti ne avremo sicuramente dei benefici, se non altro indiretti.